semaforo, allo spegnimento della luce. Naturalmente quello che farà testo saranno le prime molto performante, sicuramente si farà vedere nel proseguo della manifestazione. È sempre stato un buon mastino di quelli che non mollano la presa, ma ormai in questi ultimi metri, salvo errori clamorosi, Raffaele Visconti, Padoan alla seconda giornata. Terza posizione con l'attacco Remonato, vediamo. Alla conquista dei classificato di ogni maggio, ma vediamo Remonato,
evidentemente uno si sta farsi conto nell'economia di tutta la gara, anche questa posizione mi sarebbe molto comoda. Recuperato al volo Remonato, il regolamento dello Stock prevede il rispetto sta facendo da locomotore questo trenino volando via. Ma mi sembra un po' troppo indietro. Varianti effettuare.
categoria Stock Car. Erano in 6, quindi premiamo tutti e 6. Col numero 46 Pieri Riccardo. Mi hanno detto che sei un debuttante, vero? Quasi? Sotto mentite spoglie, resta qui. Col numero 86 Tirapelle Alessandro. Col numero 37 Sonzi Terenzio. Solo le taghe. Questa vettura grigio mimetico che colore veramente strano. Sì, bellissimo, è particolare. Al terzo posto col numero 4 Remonato Luca. Una gara di carattere assoluto oggi, hai combattuto contro la sfortuna, contro tutti e ce l'hai fatta. Ma Padoan ha avuto la meglio perché si è classificato secondo col numero 20, Padoan Alessandro. E alla fine, dopo essersi battuto come un leone per tutta la giornata, ha fatto prima la formichina e poi con un balzo si è trasformato in cavalletta ed ha vinto la gara odierna Tisconzi Michele. Bene, sono i 6 attori principali dello Stock Car e grazie a tutti.